Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di ciò che risulta più gradito alle anime dei nostri cari defunti, così come ci ha rivelato la mistica Maria Simma. Maria Simma, lo ricordiamo, nacque in Austria nel 1915 e morì nel 2004. Ella per tutta la vita ha avuto degli incontri con le anime del purgatorio, in particolare sono state le anime del purgatorio che le hanno fatto visita, soprattutto nelle ore notturne, raccontandole della loro attuale condizione e di ciò di cui abbisognavano per riuscire a liberarsi dai tormenti del purgatorio e ad andare il prima possibile in paradiso. In particolare, per quanto riguarda le anime appunto dei nostri cari estinti, costoro hanno rivelato a Maria Simma le cose che loro gradiscono di più che si facciano dopo la loro morte. Ecco quanto scrive a tal proposito Maria Simma per quanto riguarda proprio le anime dei defunti. Le anime sanno di noi e di quello che ci capita molto di più di quello che noi crediamo. Sanno, ad esempio, chi prende parte alla loro sepoltura, se si prega o se si va semplicemente per fare atto di presenza senza dire una preghiera, cosa che succede sovente e le anime se ne accorgono. Sanno che cosa si dice su di loro durante la veglia funebre, perché sono molto più vicini a noi di quello che supponiamo e si rendono conto di chi assiste alle messe offerte per loro. Esse sono presenti ai loro funerali ed alle messe offerte per loro. Non hanno piacere di funerali in pompa magna, li preferiscono semplici ma fervorosi. Non vogliono che il loro corpo sia cremato, perché se non hanno un luogo di riferimento è più facile che ci si dimentichi di loro. La cremazione è permessa dalla Chiesa, purché non si neghi la resurrezione, ma le anime dei nostri cari estinti preferiscono tutto quello che porti la famiglia a pregare, e il non avere una tomba fa sì che ci si dimentichi di loro. Vogliono anche che si rispetti il loro corpo e che si eviti qualsiasi profanazione. Piace loro che si versi sulla tomba acqua benedetta e si tenga acceso un cero benedetto. Le visite al cimitero fatte con amore sono da loro gradite e le aiutano più di quello che immaginiamo. Anche il semplice atto di ripulire la loro tomba è di aiuto, corrispondente all'amore che ci mettiamo. Personalmente io, Maria, quando vado al cimitero, che è assai prossimo alla mia casa, accendo per le anime una candela, aspergo acqua benedetta sulla loro tomba ed esse mi ringraziano. Un giorno venne a trovarmi una bambina di 6 anni e mi disse che aveva spento una candela nel cimitero per prendere la cera e giocare. Per questo si trovava in purgatorio, anche se per poco tempo. Mi chiese
di accendere per lei 2 ceri benedetti. Una volta venne a trovarmi l'anima di un sacerdote defunto e mi disse di dire a tutti i sacerdoti che avessi incontrato di benedire senza stancarsi le persone, le case e gli oggetti sacri. I sacerdoti possono dare tante benedizioni ed esorcizzare le forze del male, ma soprattutto i sacerdoti possono celebrare messe per le anime purganti e questo è il più grande aiuto. Ah, se si sapesse qual è il valore di una sola messa per l'eternità, le chiese sarebbero piene anche durante la settimana. Nell'ora della morte, le messe a cui abbiamo partecipato con devozione saranno il nostro maggior tesoro. Le messe a cui abbiamo partecipato in vita e in maniera fervorosa hanno più valore delle messe fatte celebrare per noi dopo la nostra morte. Sono importanti anche le indulgenze. Un'anima mi parlò della loro importanza e disse che per acquisire un'indulgenza plenaria è necessaria la totale purezza dell'anima, che sia distaccata da tutto quello che è terreno. Quando un'anima mi appare e dopo che ha avanzato le sue richieste rimane più tempo con me, so che posso parlare con lei e farle delle domande. Normalmente dopo un po' di tempo viene un'altra anima a darmi la risposta con il permesso di Dio. Nel mio quaderno tengo annotate le risposte riguardo ad altre anime, se sono state o sono ancora in purgatorio. Può succedere che trascorrano 2 o 3 settimane o anche anni prima di ricevere una risposta. Non mi hanno mai parlato di nessuno che loro conoscevano che sia stato scaraventato nell'inferno senza una ragione plausibile. Ma Dio non permette che vengano rivelati i misteri che sottendono alla sua giustizia insondabile. L'inferno c'è e lì vi è molta gente. Se mi chiedono qual è il mezzo più efficace per non andare all'inferno, dirò che è quello di essere umili. Le persone umili non vanno all'inferno. Gli orgogliosi sono coloro che corrono il maggior pericolo di bruciare nelle fiamme per l'eternità. I peccati che ricevono un castigo più severo sono quelli contro la carità, maldicenza, calunnia, rancore, i litigi per invidia e cupidigia. Quante volte si pecca contro la carità, esprimendo parole o emettendo giudizi senza carità. Una parola può uccidere o risanare un'anima. Per questo è molto importante perdonare e non serbare rancore, neppure verso i defunti. Ricordo un caso avvenuto a Innsbruck. Una donna non riusciva a perdonare suo padre. Mentre era vivo non le aveva dato l'affetto di padre
e non le aveva dato neppure l'opportunità di studiare per diventare una professionista. Per questo non poteva perdonarlo. Dopo la sua morte, il padre apparve a sua figlia non una, ma 3 volte, supplicandola di perdonarlo, ma lei non voleva. Dopo un certo tempo questa donna si ammalò e allora capì che doveva perdonarlo, altrimenti non sarebbe vissuta in pace. Presa questa risoluzione, lo perdonò di tutto cuore e l'infermità cominciò a scomparire. L'odio avvelena l'anima fino a produrre infermità fisiche e mentali. Al contrario, l'amore apporta sempre salute, pace e gioia.